L'ultimo provvedimento è il sequestro dell'area in cui i tecnici ambientali avevano ritrovato qualche giorno fa un deposito di materiale di presumibile origine industriale in prossimità del torrente Poscola. Il caso Miteni e il conseguente inquinamento da PFAS delle falde acquifere vicentine, oltre a un caso giudiziario, è però soprattutto una questione di salute pubblica e un caso politico. Dopo i 10 avvisi di garanzia ad ex amministratori della Miteni, ora si attende che la magistratura dia il via libera alle perforazioni per sondare i terreni all'interno dell'azienda e intorno ad essa per far emergere analisi nuove e dettagliate sulle proporzioni dell'inquinamento, mentre da più parti arriva la richiesta di un provvedimento di chiusura dell'azienda. Il Movimento 5 Stelle continua a chiedere, finora inascoltato, al presidente Zaia la copia dei 12 allegati della famosa relazione prodotta dal dirigente del settore sanità Mantoan, in cui si fa riferimento all'aumento di patologie cardiovascolari e respiratorie nelle zone interessate dall'inquinamento, mentre anche il sottosegretario all'ambiente Barbara Degani, dopo che il governo è stato chiamato in causa dall'assessore regionale Veneto all'ambiente Giampaolo Bottaccin, che lamenta di non avere fondi per affrontare la bonifica, fa notare che il governo ha approvato a dicembre il piano operativo ambiente che prevede investimenti per 1 miliardo e 600 milioni di euro, all'interno dei quali ci sono 80 milioni di euro per il Veneto che potranno essere utilizzati per i FAS. Il perfezionamento dell'atto avrà luogo dopo la metà di febbraio, completato l'iter formale che passa per la Ragioneria e Corte dei Conti. I fondi, quindi, dice Barbara Degani, ci sono e portano il nome FAS a caratteri cubitali. In tutto questo Miteni sottolinea che collaborerà con la magistratura su tutti i fronti, anche in relazione all'ultima area sequestrata. Il seppellimento di rifiuti ai margini dello stabilimento, avvenuto presumibilmente negli anni 70, si legge in un comunicato dell'azienda, è un potenziale danno contro la collettività, contro i lavoratori di Miteni e contro l'azienda stessa.